3 ergastoli e 4 pesanti condanne è la richiesta del sostituto procuratore della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, Alessia Sinatra, a margine della requisitoria nel processo che si svolge con rito abbreviato scaturito dall'inchiesta Mosaico, eseguita dalla squadra mobile di Agrigento guidata dal vicequestore Giovanni Minardi, che ha fatto luce sulla nota faida Favara-Liegi. Una scia di sangue che dal 2016 al 2018 è stata caratterizzata da 3 omicidi e altrettanti agguati andati a vuoto. L'accusa ha chiesto l'ergastolo per Antonio Bellavia, 50 anni, Calogero Bellavia, 32 anni, entrambi di Favara, e Calogero Gastoni, 40 anni, di Agrigento. Ai primi due viene contestato l'omicidio di Mario Jakelic, avvenuto nel settembre 2016 a Liegi, e l'omicidio dell'empedoclino Carmelo Ciffa, ucciso in pieno giorno a Favara il 26 ottobre del 2016. A Gastoni viene invece contestato l'omicidio di Emanuele Ferraro, ucciso a Favara l'8 marzo del 2018. Le altre richieste di condanna sono 4 anni e 4 mesi nei confronti di Vincenzo Vitello, 8 anni e 4.000 euro di multa nei confronti di Carmelo Nicotra, 16 anni nei confronti di Gerlando Russotto e 14 anni nei confronti di Calogero Ferraro. Uno solo degli imputati ha scelto la via del rito ordinario, con il processo che si è aperto nei giorni scorsi davanti ai giudici della Corte d'Assise di Agrigento. Si tratta di Carmelo Vardaro, 45enne di Favara. Quest'ultimo è accusato dell'omicidio di Mario Jakelic e del ferimento di Maurizio Di Stefano, avvenuto il 14 settembre 2016 in Belgio. Nell'inchiesta sono confluiti una serie di segmenti investigativi su un vasto giro di armi, droga ed episodi di criminalità connessi agli agguati. Si torna in aula il 3 febbraio per le arringhe difensive.